gli alpini di San Vito hanno fatto un grande lavoro per realizzare questo sogno del gruppo di alpini di San Vito. Hanno dato, come ho detto prima, un valore aggiunto alla nostra sezione di Valdobbiadene. Non dimentichiamo che ci sono altre sedi, questa penso che non sia l'ultima, ci spero, ma è sempre una buona cosa che serve agli alpini. Gli alpini sanno fare queste cose e i valori li portano avanti per questo centenario e in occasione del centenario abbiamo realizzato anche questa opera, che è una grande opera per la nostra associazione nazionale. A Trento penso che sia una grande adunata anche quella di Trento. Poi abbiamo il Trivento qui a Vittorio Veneto, che si è conclusa la guerra, il conflitto del 2018. Questo è un valore aggiunto alla nostra associazione nazionale e speriamo che tutte le cose vadano al suo posto e vadano bene. La vitalità della nostra associazione nazionale alpini, che il tempo passa, però come sempre questo è un segno forte che è un'associazione viva, che vive e che propone attività utili alla comunità. L'associazione è nata, come ho ricordato prima nel mio breve intervento, 100 anni fa, si può dire, al termine della Prima Guerra Mondiale. Da sempre, come ho detto prima, è vicina alle nostre istituzioni che sono cambiate nel corso di questi 100 anni. Siamo al fianco di chi amministra la nostra Italia, cercando con la nostra modesta attività di dare un aiuto concreto come realizzazioni di sede, ma anche con l'esempio e con lo stile di vita, il fatto di fare l'alzabandiera, di ricordare i caduti, che sembrano cose anacronistiche, però danno un significato alla quotidianità del cittadino italiano. È una bella giornata oggi, molto partecipata. Ci siamo stretti attorno, prima sulle rive del fiume Piave per il lancio della corona, poi a Messa e poi per questa inaugurazione, quindi sono stati momenti a volte toccanti. Il ringraziamento va al gruppo alpini di Valdobbiadene, alla sezione di Valdobbiadene, a tutti coloro che per più di 4 anni si sono impegnati nel recuperare questo edificio che fa parte della storia della frazione di Valdobbiadene. Sarebbe stato un peccato vederla abbandonata in disuso. Grazie alla donazione della famiglia Dalla Longa e al lavoro di tanti volontari e al contributo anche economico di tante persone, oggi riportiamo alla collettività questo edificio, devo dire molto bello, molto ben restaurato, ma soprattutto, come ha detto il capogruppo della sezione di San Vito, non bastano i lavori, poi deve essere vissuta la sede, deve tornare ad essere un cuore pulsante della frazione di San Vito, ma di tutta la comunità di Valdobbiadene. Vedo da amministratore quanto i nostri alpini, ma quanto chi comunque ha prestato servizio, quindi ha fatto un servizio per la patria, fa quotidianamente, e quanto importante è il tempo e il lavoro che dedicano alla nostra comunità. E su questo credo che sia giusto pensare e proporre poi, perché è giusto che un amministratore, quindi chi amministra il proprio comune, il proprio territorio, la propria provincia, dica anche dia dei messaggi al proprio popolo, ai propri cittadini. Io credo che sia importante ripensare un servizio per la propria patria, perché tante volte pretendiamo diritti, pretendiamo che venga fatto questo, che venga fatto quello, però poi non ci mettiamo mai in prima persona e non ci poniamo mai cosa abbiamo fatto noi per gli altri, quindi il senso del dovere ancora prima del senso del diritto, e questo è importante per i tanti giovani che magari nessuno gli ha mai insegnato, spiegato cosa vuol dire sacrificio, cosa vuol dire senso del dovere, cosa vuol dire comunità, cosa vuol dire patria, cosa vuol dire coesione, e questo è importante, è un messaggio giusto da lanciare. Poi ho visto che anche il vicepresidente nazionale lo ha ripreso e questo mi ha fatto molto piacere. Oltre che una giornata di festa, è una giornata di orgoglio e di ricordo. Ricordo perché logicamente in queste terre, come è stato ben detto e ricordato prima, si è vissuto un periodo molto tragico e molto triste. Noi dobbiamo, chi amministra, prendere l'esempio da questi alpini per passarlo ai giovani, altrimenti questo significato non avrebbe nessun senso.